Resi noti i dati sulla balneabilità delle nostre coste, fatte da Goletta Verde 2020, in Sicilia i 26 punti monitorati sulla costa, 15 risultano oltre i limiti di legge. Per i punti relativi alla nostra foce del fiume Naro, in località Cannatello e sulla foce del fiume Acragas, in località Punta Acragas, entrambi nel nostro comune, i risultati sono entro i limiti. In provincia di Agrigento, il punto sulla foce del torrente Consalamone in località Stazzone, nel comune di Sciacca, invece è risultato fortemente inquinante. Il monitoraggio di Legambiente non vuole però sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio all'inquinamento dei nostri mari, prendendo prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al maggior rischio presunto di inquinamento. A Sciacca l'analisi sul torrente Consalamone confermano purtroppo la gravità della situazione, che non sembra voler essere risolta da anni, fortemente inquinato, mentre la sua bonifica dovrebbe diventare una delle priorità dell'amministrazione comunale saccense. Questo è quanto dichiara Daniele Gucciardo, presidente del Circolo Rabat. Ad Agrigento invece i risultati sono entro la norma, ci fanno tirare un sospiro di sollievo, convinti comunque per Gucciardo che c'è ancora molto da fare. Sul tratto terminale del fiume Acragas, come quello del fiume Naro, insistono decine di edifici che non sono collegati alla pubblica rete della fognatura o non hanno un adeguato sistema di trattamento dei reflui che vengono sversati direttamente o quasi all'interno dell'alveo. Si spiega così, continua Gucciardo, l'andamento altalenante dei risultati ottenuti nel corso degli anni. Nel 2019 il punto di monitoraggio sulla foce del fiume Acragas ha restituito valori di inquinamento al di sopra della norma. Nella foce del fiume Naro non abbiamo dati storici e confrontabili, poiché solo da quest'anno è stata inserita tra i luoghi da monitorare, perché ne riconosciamo e ne apprezziamo il valore naturalistico.